Buonasera a tutti, benvenuti al Palazzetto di Montebello Vicentino, sesta giornata di campionato, girone di ritorno, una gara molto intensa quella di stasera. Parliamo piano, ci siamo goduti fino alla fine la 300 Violin Orchestra per la partita di campionato tra Val di Lasi, che ospitiamo questa sera, e il nostro collettivo della Leonicena Calcio a 5. Passiamo subito in grafica anche per goderci subito la situazione, poi andremo a vederci quelle che sono le grafiche magari nei momenti morti. Val di Lasi dalla sinistra alla destra dei vostri schermi, mentre Leonicena Calcio a 5, i nostri Black Lions, dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Sono qui in cabina di regia il vostro Giulione, assieme a me alla mia sinistra la nostra Andrea, che segnerà tutte le azioni di questa gara, mentre alla mia destra il nostro Alexis Girardi. Ci siamo preparati questa sera e questa sera gioca Sassuolo Hellas Verona, quindi nulla di troppo importante per questa Serie A, quindi possiamo tranquillamente goderci il futsal di Montebello Vicentino. Abbiamo parlato piano questa sera soprattutto perché è una partita veramente importante per la nostra squadra, ma è importante anche per tutto quello che abbiamo in campo tra le due squadre di amici, persone che si conoscono molto bene. Poi magari vi racconteremo nel proseguo della serata il come mai di tutto questo, e nel frattempo è passato un minuto di gioco, vi raccontiamo anche quelli che sono i quintetti base. San Mario dal Misano, qui palla Bellotto bloccato da Benetti che scende. Quintetto Leonicena con San Mario dal Misano, maglia rossa, numero 14, posizione di laterale Lorenzo Nocera, il nostro plus man con 16 rete messe a segno. Dylan Benetti, numero 8, posizione di centrale, maglia da titolare per il numero 25 di casa Oussama El Idrissi, e davanti bomber Mirko Fattori, maglia numero 9 per lui, che di gol ne ha fatti 11 in questo campionato. Risponde poi il Val di Lasi con il capitano Diego Venturini. C'è un altro Venturini ed è Riccardo, qui parte in contropiede Mirko Fattori, si prende lo spazio, viene bloccato da Davide Bellotto col numero 9. In campo c'è anche Marcello Dal Corso, il fuoriclasse, con il numero 6, e appunto con il numero 4 dovrebbe essere Riccardo Venturini. Bellissimo questo gol, bellissimo, rivediamolo. Porta in vantaggio la formazione ospite del Val di Lasi quando i minuti sono 2:26. Nemmeno il tempo di partire, il Val di Lasi mette subito la freccia al secondo minuto di gioco. Lo ripetiamo molto velocemente il quintetto: Yuri Casagrande in porta, posizione centrale per Venturini, che va adesso a marcare Dylan Benetti. Mirko Fattori si allunga, viene colpito ma non c'è nulla, però c'è la rimessa per la Leonicena. Quindi Val di Lasi in campo con Casagrande, Venturini, Diego Venturini, Riccardo, Marcello Dal Corso e Davide Bellotto. Portiere di movimento per la Leonicena è entrato Thomas Vanzan, il nostro capitano, quindi subito una posizione di superiorità numerica per cercare immediatamente il pareggio per la formazione di Mister Martinelli, ma si mette male in campo la formazione di Mister Martinelli, ma subito a tirare tocca un giocatore del Val di Lasi, ma c'è invece la rimessa dal fondo di Casagrande. In avanti Dal Corso bloccato da Nocera, bellissimo il duello di questa sera. El Idrissi ad aprire ma recupera Venturini, quindi si parte già con il capovolgimento di fronte per un Lasi che è reduce da veramente un tour de force dopo la partita di venerdì vincente con il Cresole. Mercoledì ha dovuto cedere le armi al Dragon Futsal a Dosson di Casier, una lunghissima
trasferta, dove è andato a segno anche Bellotto, che ora cade sulla respinta di Mario Consolaro. Leoni che invece hanno giocato sabato a San Valentino, hanno fatto 2-2 in casa. Qui in avanti Bellotto tocca il palo sulla girata. Leoni che a San Valentino hanno giocato con il Real San Piero. Errore in fase di disimpegno per Elidrissi, quindi altra occasione per passare in avanti per una Leonicina che sembra non essere entrata in campo questa sera, quando i minuti sono 4:39. Un 2-2 veramente coriaceo per la Leonicina al Palamon de Lange contro il Real San Piero sabato pomeriggio. Passati avanti 2-0, poi si è ripresa la formazione di Fracca per un 2-2 finale con un punto veramente ottimo, strappato. Bellissima la cornice di pubblico qui al Palazzetto di Montebello Vicentino questa sera. Mario Consolaro sistema, c'è Venturini ma soprattutto Dal Corso che probabilmente calcerà, e la palla viene toccata da una maglia nera, sventato pericolo. 1-0 è andato a segno Riccardo Venturini, che farà ora quota 16. Nocera in contropiede, recupera palla però Venturini, Diego il capitano, il numero 5, bravissimo, viene contrastato ma non c'è fallo da parte di Nocera. Leoni che devono un po' scrollarsi di dosso questa partenza veramente shock contro la seconda forza del campionato, che ha perso solamente 2 volte e contro cui la nostra Leonicena in 3 anni non ha mai vinto. Solo 3 vittorie Valdillasi e 2 pareggi, 1 all'andata per 6-6, quando all'ultimo minuto un autogol ha beffato la formazione di mister Martinelli sul piccolo terreno Biasin di Illasi. Contrasti in campo, la Leonicena prova anche a mettere un po' di ordine e ad allungarsi contro una squadra che dovrebbe far fatica in un campo grande come questo, ma il vantaggio è proprio degli ospiti, che oggi giocano la partita con una maglia yellow giallo canarino, total black invece per i nostri Leoni. Dal Corso calcia di fronte a Consolaro che ribatte, può ripartire la Leonicena con Nocera che sbatte addosso a Venturini. Si fa in avanti la formazione di mister Martinelli, si prepara anche il portiere di movimento, è Vanzan. Leoni in formato portiere di movimento, apertura molto interessante di Vanzan che ora riparte come play su Nocera, cercano di tagliare le linee di passaggio, ma il Valdillasi copre veramente bene il campo con una posizione di croce iberica. Mirko Fattori contrasta, calcio lungo, Venturini cercava il jolly perché in porta non c'era più Mario Consolaro. 7 minuti di gioco, Valdillasi che è passato in vantaggio con Riccardo Venturini, 16ª rete stagionale per lui. Primo fallo della gara lo compie il Valdillasi, bravissimo Mirko Fattori a sfruttare una leggera tirata di maglia. Nocera chiama lo spazio, recupera palla Elidrissi, Nocera proverà a calciare, calcia addosso a Dal Corso, la sua esperienza e anche le sue gare nel campionato nazionale e poi in C1 con il, tra le altri, Pupi Verona. Bellissima apertura di Elidrissi su Benetti, recupera palla però Bellotto, palla al piede, viene bloccato da Benetti, bravissimo a cadere Bellotto. 1-1 il conteggio dei falli. Qualche pillola mentre il gioco si sta riprendendo, è entrato anche la Polla. Dal Corso, la Polla, per lui un brutto infortunio, poi la ripresa. Dal Corso, gira palla il Valdillasi alla ricerca di un pertugio dopo aver fatto un bellissimo gol con Bellotto ad aprire. Allora, prima pillola per i nostri telespettatori. Quel signore che vedete coi pantaloncini gialli e la maglia della tuta si chiama Everton Hoffman, è l'allenatore del Valdillasi, oltre che un allenatore giocatore. Attenzione qui, bravissimo Benetti a bloccare l'avanzata di Bellotto, secondo fallo
Everton Hoffman è stato l'allenatore di questa Leonicena nella primissima avventura in Serie D 2015-2016, quindi un legame importante tra noi e Mister Hoffman. Anche qualche rete messa a segno dal tecnico e giocatore italo-brasiliano. Benetti viene contrastato sul lancio lungo dal corso, lancio lungo a cercare anche Venturini, non c'era di testa ad anticipare. La Polla ora. Apertura dal corso, si fa avanti il Valdillasi, vuole incrementare il vantaggio perché non si sa mai. Finisce però fuori sia il pallone sia dal corso. Benetti non c'era. Si allunga, viene contrastato da Bottacini. Sempre 1-0, i minuti sono 10, la partita ora è su dei binari di blocco dove le due squadre cercano di affrontarsi. Peccato per il vantaggio, è entrato anche Alex Della Monica e anche Bocconcello con il numero 11. Benetti gira palla alla Leonicena, copre bene però il Valdillasi, ma si allunga Alex Della Monica che calcia in mezzo, recupera dal corso, quindi anche il contropiede. Bottacini bloccato da Benetti, Alex Della Monica in avanti, Bocconcello contrastato dal corso, in due Bottacini poi lancia fuori. Sempre 1-0 qui al palazzetto di Montebello Vicentino in virtù della rete di Riccardo Venturini al minuto 2:26. Gira palla sempre la Leonicena, Alex Della Monica che calcia sopra la porta difesa da Casagrande. Casagrande a cercare la Polla, contrastato da Nocera, poi Bocconcello, rimessa per il Valdillasi che può girare tranquillamente la palla quando si prepara ad entrare anche Hisham El Rauti, anche lui una stagione alla Leonicena 2 anni fa. Consolaro anticipa dal corso che è decisamente più alto, è entrato anche Manuel Della Monica, recupera però palla il Valdillasi proprio dal corso e qui c'è una formazione tipo del Valdillasi con Venturini, Diego, Dylan La Polla, Bottacini e dal corso calcia Venturini, contrastato da Alex Della Monica che si fa sotto anche Manuel Della Monica, contrastare Bottacini, ora dal corso cerca di aumentare la velocità, la formazione di Mister Hoffman. Bottacini sul lato, calcia addosso a Manuel Della Monica, bravissimo qui Bottacini, ma recupera palla anche la nostra Leonicena, non c'era ad aprire, e alla ricerca di Manuel Della Monica, la palla però è di poco fuori sulla linea laterale. Eccolo Hisham El Rauti che prende il pallone ora al numero 14, apre al gioco di Diego Venturini. La Polla, Venturini e Rauti. Venturini attende Sorniona, la formazione del Valdillasi che non è totalmente abituata a un campo del genere ma è abituata a vincere e la classifica parla chiaro, solo 2 sconfitte per la formazione ora di Hoffman, prima di Vincenzo Raso, prima ancora di Frizziero, è entrato anche Domenico Nocera. Valdillasi che spinge forte in questo campionato ma è già 3 anni che sta facendo decisamente bene. Nel 2020 Alex Della Monica calcia Bocconcello, Venturini si immola, in avanti la Leonicena, calcia alla sinistra di Casagrande, Domenico Nocera, viene fischiato un fallo a Alex Della Monica, è il secondo della partita, il primo personale l'ha commesso su Fabio Danese, rientrato a giocare dopo un piccolo periodo di stop. La Polla, Danese, El Rauti prova ad aprire, contrastato però, quindi
si riparte da Danese, recupera palla la Leonicena con Manuel Della Monica, bravo Bocconcello, poi contrastato da Bottaccini, bravo Domenico Nocera, contrastato da Errauti che mette in rimessa laterale quando i minuti sono 14, sempre 1-0 per questo Valdillasi. Quando il pubblico del Palazzetto di Montebello vuole infiammarsi, attende però il cenno dei leoni in maglia nera. Manuel Della Monica, Alex, gira palla alla formazione di mister Martinelli. Bocconcello si accentra, parte però il contropiede con Errauti che cercherà la polla, invece apre su Bottaccini, ottima l'idea, ma la palla finisce fuori e quindi si riparte con una rimessa laterale di Manuel Della Monica. Domenico Nocera, Alex Della Monica, contrastato da Fabio Danese. Manuel Della Monica calcia, bloccato da Bottaccini che fa buona guardia al centro del campo. Alex Della Monica di fronte a Casagrande non poteva fare di meglio. Si riparte da una rimessa laterale, appunto il pallone ha circumnavigato centralmente, parallelamente la porta difesa da Yuri Casagrande. El Rauti lancia lungo ma Bottaccini viene anticipato, quindi la Leonicena che può ripartire, ma nuovamente la rimessa è per il Valdillasi. Bocconcello ci aveva provato, ma è per la squadra ospite la rimessa laterale. Si incaricherà ancora Hisham El Rauti. Nuovo cambio per la formazione di mister Hoffman, è sempre Bellotto contrastato da Domenico Nocera. Bellotto col mancino ad aprire sulla polla alla destra di Mario Consolaro che si era allungato in spaccata. Alex Della Monica, Domenico Nocera, apre, spizza Fabio Danese. Bellotto non ci arriva col mancino. Mario Consolaro su Manuel Della Monica ad aprire su Alex, bravissimo l'incontrista con il petto, ma siamo già dall'altra parte con la polla. E poi Bellotto che segna e fa il 2-0. 2-0, ancora segno Bellotto che segna il suo 11° gol stagionale. 2-0 Valdillasi al 16° minuto di gioco. Eccoci qui di nuovo, 17° minuto, parte ora la Leonicena in contropiedi, Alex Della Monica fa il miracolo Casagrande e poi Bellotto in rimessa laterale. Leoni che però premono, sono vivi anche se ci manca qualcosa questa sera. Vediamo se riusciamo a recuperare questa gara con un inizio un po' soporifero. Ha messo 2 volte la freccia la formazione del Valdillasi, che ora può partire in contropiedi. Rauti viene contrastato, potrebbe esserci il cumulativo, poi Consolaro mette fuori. Per Tadiello di Vicenza non c'è il cumulativo. Siamo 17 minuti di gioco, 2-0 Valdillasi in completa comodità. Gira palla il Valdillasi, è entrato anche Bradshaw, contrastato da Manuel Della Monica. Alex Della Monica sul fratello, palla che si perde in mezzo, quindi recupera ora il Valdillasi. El Rauti, Bradshaw, El Rauti su Fabio Danese, numero 2. El Rauti, Bradshaw recupera e gira palla la formazione di Hoffman. El Rauti, centrale, ma sicuramente aprirà. No, non apre, prova a calciare di prima intenzione. Chiamato il time out e concesso. Ci prendiamo quindi un po' di pausa.
Eccoci qui. Time out chiamato, concesso da Tadiello a Mister Martinelli. Vediamo se cambierà qualcosa per una Leonicena che sta andando un po' troppo piano rispetto anche alle ultime uscite. 2-0 il Lasi, non fa sconti, la seconda della classe che con i 2 gol di oggi va a 74 reti, solo 62 quelle della Leonicena, che oltre ad aver fatto 62 gol ha subito 58 gol con i 2 di oggi, 49 sono quelli del Valdillasi. Bellissima apertura su El Rauti con Solaro in uscita. Danese, Bradshaw, gira palla la formazione del Valdillasi. El Rauti contrastato nella girata di Van Zan, quindi palla fuori. Malizia del numero 14, riparte ora la Leonicena quando i minuti sono 20. Leoni che devono mettere un po' di gas sui tubi di scappamento, altrimenti sarà una partita veramente difficile. Ricordiamo andata terminata 6-6 sul campo di Lasi. Qui Bellotto contrasta e recupera palla su Nocera, poi doppio contrasto su Bellotto, quindi recupera palla la Leonicena ad aprire su Van Zan, che era leggermente in ritardo, quindi entra Venturini al posto di Arrauti. Serve un po' di peso per le idee di Mister Hoffman. Rimessa laterale consegnata al Valdillasi quando siamo 2-0. Venturini ad aprire su Bellotto, posizione di centrale per il numero 9. Qui riparte Manuel Della Monica, bravissimo da solo, viene messo giù, non c'è nulla però in mezzo anche ancora Manuel Della Monica. Venturini però bravissimo a recuperare senza commettere fallo, quindi la Leonicena ottiene solamente una rimessa laterale. Alex Della Monica, Van Zan non ci arriva, quindi Domenico Nocera si rifugia su Mario Consolaro. Alex Della Monica contrastato da Bradshaw, poi Bellotto alla meglio su Domenico Nocera, quindi non fischia però Tadiello. C'è un po' di gioco maschio, ma Tadiello lascia proseguire. Mario Consolaro ad aprire su Alex Della Monica, in mezzo a 2, però recupera palla e guadagna anche un fallo Venturini. Bravo, fallo che non viene ravvisato dalla panchina di casa, ma concesso da Tadiello quando i minuti sono 22, il tempo passa e con esso ci sono i 2 gol che il Valdillasi ha messo a segno. Venturini sull'altro Venturini, Riccardo Bottaccini si gira, calcia, risponde presente Mario Consolaro e poi nuovamente Mario Consolaro sul calcio di Domenico Nocera. Eccolo il numero 27 ad impostare. Manuel Della Monica sul lato, Alex Della Monica contrastato da Venturini. Leonicena che non riesce a sfondare. Alex Della Monica, Van Zan, Nocera, blocca Bottaccini, riparte Venturini, in mezzo ancora Alex Della Monica che viene messo giù, non c'è niente per Tadiello che però è per terra e Tadiello non ha ravvisato nulla di così grave, ma Alex Della Monica si dispera, un colpo in faccia, quindi probabilmente conoscendo insomma il ragazzo l'ha preso il colpo, ma per Tadiello non c'era nulla di che. Sempre 2-0 qui al Palazzetto di Montebello Vicentino. Sempre 2-0. Esce Alex Della Monica, entra Eli Drissi. 24esimo minuto di gioco, gira palla la Leonicena. Manuel Della Monica, Lorenzo Nocera riesce a girarsi, ovviamente si arrabbia un po' il numero 14 perché il fallo secondo lui c'era ed era netto. Insomma Tadiello fischia, ma c'è qualche parola di troppo e ovviamente anche la tensione della gara. La Leonicena però si trova a battere un interessante calcio di punizione sui 10 metri, anche se molto molto defilato. Vedremo come sistemerà il pallone il portierone Casagrande.
Nocera sul secondo palo, il palo difeso da Venturini. Leonicena che batte, Nocera, calcia! La staffilata alla destra di Casagrande. Riparte ora il Valdillasi. Vanzanna contrastato da Venturini che mette in rimessa laterale. 25esimo minuto di gioco. Scambio di opinioni tra Vanzanna e Tadiello. Vanzanna cerca anche di spiegarsi come capitano, ma per Tadiello nulla. Manuel Della Monica, Nocera, c'è già il portiere di movimento in campo, lancia alto Venturini, recupera palla Manuel Della Monica che mette in rimessa laterale, quindi portiere di movimento che non ha il suo utilizzo in questa azione. Riparte quindi il Valdillasi, 25 minuti, quasi 26 sul nostro cronometro, con la Leonicena che sta perdendo per 2-0 contro il Valdillasi. Tutto facile per la formazione di Mister Hoffman, che ora gira il pallone, padrona del campo. Leoni che però possono aumentare il loro ritmo e devono anche credere in se stessi. C'è moltissimo da giocare, un tempo intero, e i Leoni insomma hanno tutte le possibilità per riprendersi, oltre a questi 4 minuti di gioco che mancano, 3 più il recupero. Elidrissi non riesce a tenere il pallone, quindi rimessa laterale, la batterà Bradshaw. Venturini, Bottaccini con il numero 3 sul lato, ma non ha alcuna fretta la formazione del Valdillasi. Bradshaw, Bottaccini, Venturini nuovamente. Bradshaw gira palla, Bottaccini, si alza il Valdillasi. Qui c'è un contrasto, ma è più il sì, insomma, diciamo che era proprio sotto i nostri occhi. Bottaccini molto bravo, insomma, diciamo che il suo 1,90 m è stato sfruttato per scivolare, ma insomma, però la furbizia dei secondi in classifica che riescono a capovolgere una situazione con un'altra, quando al 27esimo minuto c'è un'altra occasione per la squadra di Mister Hoffman per andare a rete. Leoni che sono costretti a difendersi. C'è il quarto fallo, non abbiamo visto se c'era anche il cartellino per Nocera. C'è il cartellino per Nocera che era diffidato, quindi salterà la gara con l'Agno Dioniso di venerdì prossimo. Non si giocherà di sabato pomeriggio, ma di venerdì, e la partita non sarà a Castelgomberto ma a Brogliano. Ringraziamo anche la società di Mister e del presidente Vukovic che ha permesso questo cambio di programma per permettere alla nostra Under 21 di poter disputare la sua gara di campionato. Venturini calcia, si allunga Mario Consolaro, i minuti sono 28. Leoni che devono assolutamente alzare il volume di questa partita. Il Valdillasi che però si copre molto molto bene. Casagrande lancia in 2 tempi Consolaro. Manuel Della Monica contrastato da Bottaccini. Elidrissi recupera il pallone, poi è Venturini a ripartire, bravissimo dal corso, prima intenzione su Bottaccini, si fa avanti il Valdillasi. 29esimo minuto di gioco, potrebbe finire in attacco il primo tempo la squadra ospite, che è andata a rete con Riccardo Venturini e Davide Bellotto. Venturini, l'autore della prima rete, bloccato da Nocera, può ripartire ora Nocera, bloccato da Venturini, bravo Venturini con il corpo. Casagrande, Diego Venturini dal corso, Venturini recupera Mario Consolaro.
Van Zan, Nocera, Elidrissi, gira palla la Leonicena, Nocera, Van Zan non riesce a girarsi il mancino, 29 minuti di gioco, gira palla la formazione di Mr. Martinelli, Elidrissi, Van Zan guadagna un calcio d'angolo, bravo. Un minuto concesso, siamo al 30°, sì, un minuto è il time out chiesto da Mr. Martinelli. Elidrissi potrebbe calciare, calcia! Al croce di paglia, la destra di Casagrande, squillo della Leonicena. Ancora troppo poco però. Scambio di opinioni tra Bottaccini e Nocera. Intanto si prosegue con il gioco, Manuel Della Monica bloccato da Riccardo Venturini. Diventa anche tutto difficile considerando il risultato di ora. Venturini su Bottaccini, contrastato da Nocera, poi recupera palla la formazione di Mr. Martinelli. Lancio lungo, calcia Venturini, fuori misura. Mancano 10 secondi, vediamo se riuscirà a ripartire Elidrissi. Nocera si finirà probabilmente l'azione, ma lascia proseguire Tadiello. 31 minuti di gioco, sta finendo. I Leoni provano a girare la palla. Elidrissi, Manuel Della Monica. Nel frattempo Tadiello dice che può bastare così, quindi finisce il primo tempo. Noi vi salutiamo, ci prendiamo un quarto d'ora di riposo. Speriamo possa servire per ricaricare le batterie. Ci vediamo tra un quarto d'ora.
Eccoci qui cari amici, tutto pronto per iniziare questo secondo tempo di questa sfida tra Leonicena Calcio a 5 e Valdillasi. Come vedete in grafica, Valdillasi avanti 2-0 dopo un primo tempo davvero soporifero per i nostri leoni, che ora devono iniziare meglio e con più voglia questo scampolo di gara. Valdillasi che ha sfruttato anche con maestria tutti i buchi ed è andato a rete con Riccardo Venturini prima e con Davide Bellotto poi per il 2-0 di questo finale di parziale di prima frazione. Valdillasi con Mr. Hoffman in posizione di allenatore, quintetto, Leonicena in contropiede, calcia! Tior si fa avanti la Leonicena. Quintetto per il Valdillasi: Casagrande, Diego Venturini, Riccardo Venturini, Marcello Dal Corso, Davide Bellotto. Leonicena che risponde con Mario Consolaro, Benetti, Dylan, Tior, Oumar, Mirko Fattori e Lorenzo Nocera. Primo minuto di gioco di questo secondo tempo, dove ricordiamo appunto che il Valdillasi sta andando avanti per 2-0. Qui calcia ancora Venturini. Siamo a 1:15. Leonicena che prova a scrollarsi di dosso tutto questo malessere e deve provare a recuperare una gara molto difficile. Dal Corso, Venturini, Riccardo, l'autore della prima rete, si porta in avanti la formazione di Mr. Hoffman. Diego Venturini, il capitano, gira palla. Riccardo Venturini si accentra e quindi si accentra nuovamente su Bellotto, ma Benetti anticipa. Valdillasi che si fa avanti, non si accontenta del doppio vantaggio. Riccardo Venturini, Marcello Dal Corso, Bellotto che può girarsi, lo fa. Mario Consolaro fa buona guardia. Nocera riparte la Leonicena, lo fa sul lato. Nocera potrebbe accentrarsi, provare a calciare, contrastato da Bellotto. C'è il fallo. Tadiello ha atteso un po'. Siamo sui 12 metri. Bellotto tiene il pallone. Benetti chiama la distanza. Tadiello dice fischio io, quindi sistema la barriera. Entra Alex Della Monica, quindi si proverà uno schema. Vediamo. Pronti a raccontarvelo quando i minuti sono quasi 3. Calciano, c'era nuovamente come col Real San Piero. Casagrande si immola sulla staffilata del numero 14. Alex Della Monica, Nocera, Tior, Dal Corso salva tutto, poi Bellotto spinge Alex Della Monica che guadagna una rimessa laterale, quindi è Tior ora. Si accentra Mirko Fattori, gira palla, Lorenzo Nocera, Tior, si gira il numero 7, ha spazio, ha spazio Tior! Calcia Casagrande a mani aperte. Si arrabbia Hoffman, si era abbassato troppo il Valdillasi. Leonicena che si fa sotto. Tior, Nocera, Benetti calcia sul primo palo difeso da Casagrande. Dal Corso, Venturini, bravo, salta 2, poi calcia fuori. Risponde colpo su colpo la formazione del Valdillasi. Sono intanto trascorsi 4 minuti e 28 secondi. Diego Venturini ad aprire su Bellotto sul pivot, che guadagna una
rimessa, no, guadagna un calcio d'angolo, chiama lo schema dal corso. Ci sono fuori 2 Venturini e Bellotto nella prima posizione. Calcia Venturini, non c'era, pronto. Riccardo Venturini, contrastato da Tior, non c'è nulla, quindi può ripartire la Leonicena in contropiede, palla troppo lunga per arrivare su Tior. I due si gasano a vicenda per ripartire. Benetti bravissimo a bloccare. Bellotto. Fattori, Tior prova a saltare. Venturini che lancia, palla che finisce in tribuna. Benetti, non c'era, palla troppo lunga per Tior, quindi riparte il Valdillasi con Casagrande. Lancio lungo a bloccare Bellotto, esce Mario Consolaro. Non c'è nulla per Tadiello, possibilità di contropiede per la Leonicena. Calcia Mirko Fattori, ora Venturini, ma anticipa Benetti. E ora Riccardo Venturini, contropiede del Valdillasi. Venturini calcia! Sinistra di Mario Consolaro, occasione per il Valdillasi. Poteva essere una delle prime pietre tombali su questa gara, ma la Leonicena è ancora viva, palla però fuori misura su Fattori. Siamo sempre 2-0, i minuti sono 6, col Valdillasi che conduce per 2-0. Benetti, Tior, non c'era, Benetti, Tior calcia, Venturini, pronto. Non c'era a contrastare dal corso. Bellotto, Venturini dal corso in mezzo, bravo Benetti. Sempre avanti la formazione di Mister Hoffman. Venturini calcia, palla fuori misura per il capitano con il numero 5. Mario Consolaro. I minuti scorrono, siamo al 7º. Fattori recupera palla, potrebbe cercare, ma decide di ripartire, quindi gira palla la formazione di Mister Martinelli. Tior, non c'era, cerca spazio la formazione in maglia nera. Benetti, non c'era, e Mirko Fattori bloccato da Venturini. Non c'era. Mario Consolaro alla ricerca di Fattori, palla troppo lunga. Errauti, Bellotto, contropiede per la Leonicena. Mirko Fattori viene contrastato e guadagna un fallo con cartellino il Valdillasi, con Errauti in ritardo. Ne aveva di più il numero 14. Benetti chiama la distanza. Bellotto fa 2 passi. Ora riparte la formazione di Mister Martinelli, ma Benetti deve spendere il fallo. C'è il giallo. Era partito Bellotto. Danese dal corso, Errauti in mezzo, Benetti col tacco. Danese dal corso nuovamente
El Rauti ad aprire su Bellotto in posizione di boa. C'è un duello con Benetti. Loro non lo sanno, ma tra i due ci sono 9 anni di differenza. Quando si riparte con il fallo laterale ci penserà El Rauti. È entrato anche Alex Della Monica e Manuel Della Monica, i due gemelli accoppiati con Tior e Benetti. El Rauti bloccato da Manuel Della Monica, rimessa laterale per la Leonicena. Alex Della Monica ad aprire su Manuel Della Monica, bravissimo, bello, recupera palla. El Rauti, c'è in mezzo Alex Della Monica, quindi ci bisogna ripartire con Benetti. Manuel Della Monica si gira, formazione di Mister Martinelli. Manuel Della Monica gira palla, Leonicena, Benetti, Tior contrastato, riesce a girarsi, bravissimo. Alex Della Monica contrastato tra due. È sempre della Leonicena la palla, ma i minuti sono 11, siamo sempre 2-0 per il Valdillasi. Alex Della Monica, gioco di prestigio tra 3. Benetti proverà a calciare, no. Tior tiene la palla in campo, viene messo giù, fallo di El Rauti. L'astuzia di Tior quando i falli cominciano a essere 3-1. Ma siamo sempre 2-0 Valdillasi, i Leoni che devono assolutamente alzare la china. Leoni, Benetti apre, sempre centrale, sempre preda di Casagrande. Bottaccini si lancia in contropiede, palla troppo lunga, quindi è Alex Della Monica che riparte. Benetti, Van Zan si gira sullo spazio. Manuel Della Monica gira palla alla formazione di Mister Martinelli. Manuel Della Monica, Benetti ad aprire, palla troppo lunga per Manuel Della Monica. 2-0, 12° minuto di questo secondo tempo. Bravo Bottaccini, è uscito Mario Consolaro al limite dell'area, posizione probabilmente da rivedere. El Rauti con tutta calma. Danese dal corso, Danese, Manuel Della Monica sul fratello, bellissima apertura su Van Zan. Van Zan contrastato da Dal Corso, la rimessa è per Dal Corso che aveva accompagnato fuori Van Zan. Entra anche Bradshaw. Bottaccini, palla al Valdillasi, si prepara Nocera per il portiere di movimento, le prova tutte Mister Martinelli. Danese Dal Corso, Bradshaw, Bottaccini, Benetti ha commesso il fallo, secondo fallo. Tredicesimo minuto di gioco, momento particolare della gara con i Leoni sotto di 2 reti. La palla è del Valdillasi. Bradshaw, Danese, Dal Corso, Van Zan recupera palla sul rimpallo, può ripartire, lo guarda Dal Corso. Manuel Della Monica, Alex Della Monica, palla da Manuel troppo lunga, rimessa laterale guadagnata dal Valdillasi. Bottaccini contrastato, Bottaccini bravo, gira palla alla formazione di Mister Hoffman. I Leoni si fanno un po' più sotto ma non si sblocca la gara, forse sì ora, errore di Dal Corso che ora però risponde da giocatore di altra categoria. I due si danno una pacca sulla spalla, contropiede sventato dal numero 6, chiamato ora il portiere di movimento che è entrato.
aggressiva la fase difensiva del Valdillasi, vedete, con i leoni che cercano di creare una superiorità numerica, poi cercheranno di aumentare anche la rapidità per cercare uno spazio tra le maglie gialle che difendono a zona in attesa di provare a intercettare il pallone. Come potete vedere non c'è il portiere in porta perché appunto sarebbe Nocera con la maglia azzurra. Benetti, Vanzan, Manuel Della Monica, Vanzan, Benetti, Manuel Della Monica, errore da parte di Manuel Della Monica, quindi riparte ora, ma manca lo spazio, lancia lungo dal corso e c'è la parata o il tocco di Mario Consolaro, quindi 15° minuto di gioco con il Valdillasi che riparte da un calcio d'angolo dal corso, calcia 2 volte, rete di Bottaccini al 15:49, terza rete del Valdillasi, facilissima, la mette a segno Bottaccini. (3-0), quindi tutto da rifare esattamente come prima, ma manca solo un quarto d'ora. I leoni sembrano un po' troppo frastornati questa sera. Bottaccini e poi dal corso che lancia fuori. Della Monica, Benetti, Alex Della Monica, gira palla alla formazione di mister Martinelli. Alex Della Monica, coriaceo, recupera il pallone. Benetti, calcia fuori misura, troppo alto, sopra la porta, difesa da Casagrande, che lancia alla ricerca di Bradshaw, che riesce a tenere, no, non riesce a tenere, era dietro di lui Tadiello. Benetti, Vanzan, Manuel Della Monica, Vanzan, Benetti, Alex Della Monica, Manuel Della Monica, contrastato da Bradshaw ed è anche rimessa per il Valdillasi, che riparte dalla Polla, il numero 10, dal corso. Bottaccini spinge, Alex Della Monica cade, quarto fallo per il Valdillasi, la partita è già ripartita. Vanzan, Manuel Della Monica, Vanzan, Manuel Della Monica, Benetti, gira palla la Leonicena, Vanzan in avanti, Manuel Della Monica viene messo giù davanti a Tadiello. Quinto fallo per la formazione di Hoffman al 18° minuto. Potrebbe essere, come diciamo sempre, una chiave di lettura. Poi si tratta di capire cosa succederà. Parte la formazione di mister Martinelli. Non c'è il portiere in campo, però gira palla la formazione di maglia black. Casagrande fa sua la sfera e riparte Lillasi. La Polla copre, contrastato dal corso. Dal corso ancora. Però la Leonicena parte in contropiede. Nocera può mettere a segno, non riesce, bella l'occasione. Ancora dal corso, però onnipresente, la palla resta lì, contrasto con Alex, casca, non c'è il fallo, però c'è la rimessa. Tadiello dice che la rimessa è per Valdillasi.
19esimo minuto di gioco. Errauti dal corso, Bottaccini mette giù Manuel Della Monica con la sua mole, non c'è fallo, gira palla alla Leonicena, 20esimo minuto di gioco. Boconcello, Vanzanna ad aprire su Nocera, palla troppo lunga però per il numero 14. Time out chiesto da Valdillasi, probabilmente. Ci prendiamo una piccolissima pausa. Eccoci qui, time out richiesto da Hoffman e concesso, quindi pronta Valdillasi che guadagna anche un calcio d'angolo. 3-0 Valdillasi che sta svolgendo al meglio il suo compito senza troppa fatica, purtroppo. Leoni impalpabili, sicuramente cercano di fare del loro meglio in questo secondo tempo, ma veramente un brutto primo tempo. Qualche errore e disattenzione di troppo che sta costando veramente caro alla squadra di Mister Martinelli. 22esimo minuto di gioco, Leoni che vanno alla ricerca, Elidrissi prova a allungarsi, Casagrande mantiene l'imbattibilità, Errauti, Bocconcello, poi calcia Bottaccini, recupera palla Elidrissi, Bellotto, recupera palla Elidrissi che può ripartire, Della Monica, Nocera, si allunga, a un certo punto proverà ad accentrarsi, no, calcia ma Errauti è in mezzo. Nuovamente la formazione di Mister Martinelli, Bocconcello contrastato da Venturini, palla per il Valdillasi. La Polla, Venturini recupera palla, Nocera, Elidrissi ad aprire, lancia fuori Errauti. 23esimo minuto di gioco, sempre 3-0 a favore della formazione di Mister Hoffman, che sta procedendo la sua scalata della classifica alla ricerca probabilmente di qualche passo falso della formazione del Vicenza, che ovviamente non arriva, però arriva il sesto fallo e quindi il tiro libero a 23 minuti e 23 secondi. Se ne incaricherà Nocera contro Yuri Casagrande. Guardiamolo assieme. Nocera contro Casagrande. Calcia fuori. Nuova possibilità per la Leonicena. Elidrissi contrastato dalla Polla che lo mette giù, non poteva smaterializzarsi. Ancora in avanti però la Leonicena. Nocera calcia, Bocconcello lascia troppo e recupera la palla fuori, rimessa per la Leonicena, doveva essere forse per il Valdillasi dopo un tocco. Riparte quindi la Leonicena, 24esimo. Elidrissi, Bocconcello,
contrastato dalla Polla che ha la meglio per adesso. Palla che finisce sul fondo. Manuel Della Monica. Nocera. La ricerca di Bocconcello, recupera Venturini. Giù, Bocconcello. Riparte la Leonicena, però è già sui 10 metri. Bocconcello può calciare, calcia! Miracolo di Casagrande, bravissimo. 25-29. Elidrissi. Bellotto contro Nocera, calcia! Risponde presente San Mario dal Misano. È per terra però Elidrissi che ha preso un colpo. Esce Elidrissi. Bellotto calcia la Polla. Bellotto ancora a coprire. Danese, Errauti. Danese, Bellotto che si gira. In campo c'è Nocera, Domenico che dice no. La Polla, 27esimo minuto nel frattempo. Danese, Errauti, bloccato da Omar. Omar tiene il pallone. Rimessa per la Leonicena. La Polla. Riparte la Leonicena in contropiede con Tior. Nocera, Domenico Nocera supera la metà campo, in avanti la Leonicena. Bocconcello, Alex Della Monica, Tior, Bocconcello. Gira palla la formazione di mister Martinelli. Si fa però avanti il Valdillasi. Bocconcello che recupera e trattiene il pallone. Alex Della Monica. Bravissima, gran parata di Mario Consolaro. Alex Della Monica a lanciare Tior. Palla che però finisce sul fondo. 28esimo minuto di gioco, mancano 2 minuti più recupero. Nuovo lancio ancora Consolaro, classe 2005. Alex Della Monica tiene la palla in campo, l'abbiamo visto purtroppo da qui che era in campo, peccato, ma sotto gli occhi di Tadiello la palla era uscita. La Polla Bellotto porta a casa la rimessa. La Polla. Danese. I minuti sono 29. Alex Della Monica, Bocconcello, Tior, contrastato da Venturini. La Polla si invola sull'area, calcia! Fuori dalla porta di Mario Consolaro. Tior, calcia! Para in 2 tempi, Casagrande.
Bocconcello, Nocera, recupera palla Bellotto che cade, non viene fischiato il fallo. Tior, Domenico Nocera gira palla alla Leonicena, viene chiamato 1 minuto, palla che tocca, quindi sarà per la Leonicena un solo minuto. Ci avviamo quindi ai titoli di coda di questa sesta giornata del girone di ritorno, chiaramente contrariati per la brutta prestazione dei nostri leoni di fronte a una squadra veramente forte, quella del Val di Lasi, seconda in classifica, purtroppo sul velluto questa sera. Porta a casa un 3-0 meritato con il minimo sforzo e prosegue l'avanzata verso quello che potrebbe essere i playoff o la promozione diretta. Leoni che rimangono nella classifica dove potremmo insomma controllare e vedere, e un grosso peccato, e si sta concludendo ora e fischia adesso Tadiello, quindi finisce 3-0 per il Val di Lasi qui al palazzetto di Montebello Vicentino. 2-0 al finale del primo tempo a segno con Riccardo Venturini, Davide Bellotto, mentre la terza rete è di Bottaccini nel secondo tempo. 3-0 e brutta prestazione per i nostri leoni. Sapete che siamo sempre molto onesti, molto corretti. Complimenti al Val di Lasi che ha assolutamente meritato di vincere questa partita. I nostri leoni purtroppo stasera hanno meritato di perdere, quindi, come si dice in napoletano, passiamo la nottata e vediamo che cosa succederà. Noi vi ringraziamo, Andrea vi ringrazia, Giulione vi ringrazia, Alexis vi ringrazia, buona serata, buon weekend. Domani saremo qui al palazzetto di Montebello Vicentino, ore 17, l'Under 21 giocherà la sua settima giornata del girone di ritorno con il Calcetto Manzano Udine. Siete i benvenuti, ingresso libero, bar aperto, buona serata a tutti.